Eccoci qua. Allora, il consigliere comunale Bean ci ha reso partecipi di questa esperienza che è stata adottata al Comune di Padova. Penso che ce ne sia o sia in atto un'altra nel Comune di Venezia, adesso magari in altri comuni. Stanno tentando. Ecco, come la valuta? No, ma l'esperienza in sé è positiva, non è in discussione questo. Il problema è, di fronte all'emergenza che abbiamo, queste sono giustamente forme sperimentali, sono forme di come affronto un'emergenza sapendo che non ho altri strumenti in campo, perché il vero problema è di questa natura. Io dovrei giocare con una cassetta degli attrezzi molto larga. Okay? Se vado a vedere oggi le cassette degli attrezzi che hanno i comuni sono limitatissime. La Regione, in questo caso il Veneto, non ha mai investito in maniera strutturale sulle questioni abitative. Se pensiamo che abbiamo perso il 10% del patrimonio pubblico per scarsa manutenzione, che manteniamo oramai dell'edilizia residenziale pubblica e dunque le aziende che gestiscono il patrimonio pubblico in una condizione tale che non possono fare le manutenzioni e noi perdiamo continuamente case, perché ne recuperiamo qualcuna, però ne perdiamo una grande parte, poi quelle vanno o all'asta. Sì, ma questo non è di competenza dei comuni, questa cosa? No, questa cosa qui è in competenza delle ATER, vabbè. Poi ci sono anche gli edifici comunali, ma se la logica è quella della gestione da parte delle ATER, di quella di fare i profitti per poterli investire in manutenzione, noi sappiamo che oramai quelli che accedono alle case popolari non è come nel passato, che c'erano diversi strati sociali, oggi vengono dati la maggior parte a canone sociale. Tu dunque non sarai mai nelle condizioni come azienda, non sei mai inutile per poter fare quelle manutenzioni. Lo dimostra il fatto che 7.000 alloggi sono sfitti per mancanza di manutenzione e per mancanza di risorse che vengano date in maniera strutturale da parte della Regione o ai comuni o alle ATER per far fronte a questa situazione. Non è vero che nelle altre regioni si sta come in Veneto. Chi dice questo dice una fandonia, perché ci sono state regioni, penso all'Emilia Romagna, che ha fatto gli stati generali proprio nei giorni passati, penso alla Toscana, penso per altri versi anche alle Marche, dove la Regione ha utilizzato parte del bilancio in maniera strutturale, in un piano decennale, per vedere di dare, certo non risolve tutti quanti i problemi. Salvini aveva promesso un piano casa che ancora stiamo aspettando da 3 anni a questa parte, dice che scatterà il 2028, cioè dopo le elezioni. Vabbè. Nel mentre il Paese esplode, abbiamo una situazione gravissima, soprattutto in Veneto. Ieri hanno modificato le stime che noi abbiamo messo nella scheda che avete fatto vedere. Sì, adesso appunto le rivediamo. Perché non sono più 400.000 gli alloggi sfitti. Ecco qua. Ieri o stamattina, adesso il Corriere, dunque non noi, dava come stima 600.000 case sfitte. Sicuramente una parte di queste case non potrà essere utilizzata perché è troppo vetusta, perché in posti dove non è possibile fare operazioni, eccetera. Ma noi dobbiamo porci il problema di come recuperiamo quelle case ad un mercato che sia accessibile. Sì, ma se sono, ecco qua stiamo vedendo la situazione attuale, domande ERP giacenti, sarebbero quello di residenze pubbliche praticamente, sì. Sono 25.463. E infatti hanno assegnato 135 alloggi. 135 soltanto assegnati, quelli sfitti per manutenzione 7.000, ma quelli sfitti delle ERP, cioè delle ERP, quindi non di privati cittadini. Riguarda l'edilizia residenziale pubblica, ok? Poi abbiamo tutti quanti la situazione che riguarda l'edilizia privata. Che è bloccato. È un mercato bloccato per 2 ordini di motivi. Il primo, come veniva detto... Ecco, quindi lei dice la situazione attuale, appartamenti sfitti nel territorio, non 400.000 ma 600.000. Ma okay. Questi i dati che immagino i giornalisti avranno ricavato da fonti attendibili. Vabbè, certo. Vabbè. Io sono convinto che non tutti quanti 600.000 alloggi possano essere messi sul mercato, perché molti saranno in zone assolutamente privi oramai di servizi, alcuni in forma decadente, perché il catasto comunque continua a registrarli come abitazioni. Ma io dico, ragioniamo sui 400.000, così no, senza... Questi qui vanno rimessi sul mercato, su un mercato che sia in qualche misura anche
contenuto, perché noi abbiamo oramai tra fitti brevi, tra contratti temporanei, tra contratti agli studenti, praticamente noi abbiamo fatto crescere, lievitati i prezzi degli appartamenti anche sul mercato libero, per cui o le persone non li fittano perché preferiscono avere fitti brevi dove guadagnano di più, oppure i prezzi sono così elevati che non sono accessibili. Non è un caso che molte persone, anche nel settore pubblico, che vorrebbero trasferirsi da altre regioni d'Italia in Veneto, va bene, magari vengono anche per un breve periodo, ma poi scappano, oppure non vengono proprio, perché non c'è un rapporto tra quanto guadagnano e quanto devono pagare per potersi permettere un alloggio. Di fronte a questa situazione ci sarebbe bisogno, finalmente, le elezioni sono fatte un'altra volta, no? Tutti quanti hanno detto che c'è un problema casa, che c'è un problema abitazione. Io mi auguro che si passi dalle parole ai fatti, perché per 3 anni, 4 anni, abbiamo avuto un assessore che non ha mai ricevuto i sindacati per discutere di questo problema, né i sindacati degli inquilini, lo abbiamo avuto assenti ogni volta che si doveva discutere di edilizia residenziale pubblica e non abbiamo mai potuto avere un confronto sulle politiche di bilancio della Regione per vedere quante erano le risorse che si mettevano in un progetto, diciamo, per alleviare quella che è diventata una vera e propria emergenza. Certo, quello che dice il segretario è una situazione oggettiva. Chiedo a lei, a Giollo, segretario, si è arrivati a questo punto dopo tanti anni in cui comunque la parte diciamo più forte in realtà era la più debole, perché i proprietari hanno subito tutto quello che potevano subire, cioè mancato pagamento dei canoni di locazione, inquilini che non uscivano mai, quando uscivano distruggevano le case, lasciavano in condizioni, tutte situazioni paradossali che però nel nostro paese si sono verificate, per non parlare e anche il comune di Padova, non è che si risparmia questo, IMU, tasse, prima e seconda casa, notevolmente alta, ma notevolmente alta, non stiamo parlando di cose, per cui avere una seconda casa e magari ereditata dalla zia, dal parente eccetera, diventa forse un lusso, in realtà serve per arrotondare quello che diceva lei, purtroppo serve per arrotondare la pensione o lo stipendio per alcune famiglie, io non sto parlando di proprietari di 300 appartamenti, 40 appartamenti, sto parlando della classica seconda casa ereditata, che sembra che sia un peccato mortale. Adesso siamo arrivati al punto, il proprietario reagisce, non vuole più avere queste situazioni. È un problema una legge nazionale di tutela dei proprietari o è un problema della regione, del comune, eccetera? Una soluzione va trovata. Nessuno vuole fare il cattivo, ma neanche la beneficenza o trovarsi una casa di cui non entrerà più in possesso per n tempo. Sì, questa è una delle questioni che si è posta in tante occasioni e che ha fatto anche i titoli sui giornali. Dopodiché io credo che bisognerebbe scindere anche qua i problemi. A cominciare dal fatto che innanzitutto la legislazione è la legislazione nazionale, ovviamente, poi la legislazione regionale e poi, ma casomai il consigliere Bern lo confermerà, spesso e volentieri il tutto ricade esattamente sui comuni che, essendo l'ente più vicino, si trovano poi ad in qualche maniera rispondere alle emergenze che vi sono, comprese le emergenze legate agli sfratti. Però io dividerei anche il tema tra grandi città e diciamo comuni con termini e il resto del territorio. Perché quando parliamo di emergenza c'è un'emergenza che riguarda soprattutto le grandi città. E da questo punto di vista è relativamente vera la cosa che veniva detta prima. Spesso e volentieri, io che vengo dall'entroterra veneziano, ma insomma anche altri, il tema ha tutt'altri connotati, e cioè quanta speculazione c'è rispetto a questo tema. Cosa vuol dire quante case sono state trasformate in B&B
una slide che abbiamo dice che nel nostro Veneto ci sono 212.000 posti vediamo alberghieri. appunto la scheda tecnica. Nella situazione attuale. 212.000 posti alberghieri e 553.000 posti letto extra alberghieri, che in tanti casi sono B&B, che quindi, essendo locazioni brevi, sono locazioni che producono un reddito mediamente molto alto per un appartamento nel breve periodo e quindi disincentivano l'affitto per lunghi periodi. La stessa cosa vale per quanto riguarda gli studenti. L'iniziativa che fa il Comune di Padova, la sperimentazione, secondo me lodevole, così come qualche altro comune, ha certamente la finalità di dare una risposta a questo tipo di emergenza. Sì, ma però i numeri sono piccoli, però sono troppo ha piccoli. anche il tentativo di dare una risposta dal punto di vista del calmierare, diciamo, i costi rispetto a questa questione. Mentre in tanti casi la cosa non è così. Ultima questione. Moltissimi di questi appartamenti non sono detenuti dalla singola famiglia che ha ricevuto la seconda casa in eredità e via di seguito, ma oramai fanno parte di grandi associazioni, di grandi immobiliari che si sono acquistati i vari appartamenti appunto ricevuti in eredità, magari per pochi soldi, e li mettono sul mercato in queste condizioni. Quindi è vero che c'è un problema di legislazione, che deve evidentemente dare una risposta a chi è proprietario di abitazione, così come deve dare garanzie a chi è inquilino, ma altrettanto c'è un problema di speculazione a cui il pubblico non dà una risposta. E dicevo prima, non la dà per chi ha un reddito mediamente basso. Insomma, stiamo parlando in questi anni di lavoro che sta diventando sempre più povero, ma anche stiamo parlando di persone che sono costrette a abbandonare il lavoro per altre condizioni o andare a part-time, e che magari la spesa per l'affitto, se non è calmierata, comincia ad essere una spesa che va oltre la possibilità stessa di averlo, perché poi ho detto prima, va tutelato chi è proprietario, ma va tutelato anche chi è inquilino. E in più di qualche occasione il fatto della morosità non è dovuta semplicemente a cattiva volontà, ma in qualche occasione è anche legata al fatto che nel frattempo si è perso il lavoro, nel frattempo si è diventati, diciamo, più poveri perché non ci sono stati rinnovi contrattuali, e quindi si entra in quella condizione a cui, se non do risposta, in realtà poi la scarico comunque sull'ente più vicino, che è esattamente il comune, che deve comunque trovare una risposta, perché le persone per strada, correttamente, se vogliamo garantire un diritto costituzionale, non possiamo lasciarle. Non dovremmo lasciarle, dovremmo. Allora, è stato chiamato in causa più volte il comune, consigliere. A lei la parola. Sì, il segretario Magiolla però ha detto molto bene. Il progetto di cui sono responsabile, il progetto di co-housing e di coabitazione tra anziani e studenti, in realtà cura anche l'aspetto contrattuale e quindi sociale. Il rapporto tra studente ospitato e anziano ospitante è regolato da un patto di responsabilità, ma anche da un contratto che rispetta quelli che sono i canoni concordati, e quindi ha un prezzo decisamente inferiore, un prezzo giusto rispetto a quelle che sono le speculazioni attuali. E proprio sulle speculazioni torno, perché è stato detto correttamente che i comuni sono poi la prima istituzione
il primo presidio territoriale a cui i cittadini e le cittadine si rivolgono in assenza totale di politiche per la casa, politiche abitative necessarie in questo momento. Perché è vero che col progetto di coabitazione stiamo facendo delle esperienze bellissime, ma non sono sufficienti a superare l'emergenza abitativa. Ma tutto quello che servirebbe abitativa, o meglio per affrontarla, non sta venendo messo in campo. Quello che è stato detto poc'anzi è verissimo. Se noi dessimo, se lo Stato, il governo desse la possibilità ai comuni di scegliere dove vanno le locazioni turistiche a breve termine, gli Airbnb, e dove vanno le locazioni abitative per studenti e famiglie, si verificherebbe un contesto molto più vivibile in cui i comuni scelgono che una parte del territorio ci stanno i turisti, una parte del territorio ci stanno le famiglie, una parte gli studenti, e poi ogni 8 anni si turna, in maniera tale che anche i proprietari possano avere tutte le possibilità. I proprietari guadagnano un po' meno, ma così si garantisce una casa non solo ai turisti che vengono qua un mesetto, o poco meno, ma anche alle famiglie e agli studenti che la cercano. Perché se lasciamo la situazione così, i proprietari preferiscono le locazioni turistiche a breve termine. Gli Airbnb, di Airbnb si guadagna di più che in 12 mesi, se non in 13-14 mesi di locazione con una famiglia o con degli studenti. Non c'è partita. Un proprietario, finché le norme sono queste, preferirà sempre un Airbnb, una locazione per turisti a breve termine. Tiene la casa meno occupata e guadagna molto molto di più. Però chi una casa non ce l'ha e non la cerca finisce per strada, finisce preda delle diseguaglianze, non riesce a studiare, non riesce a farsi una vita, e così tutta una parte del nostro paese rimane con diritti inascoltati e rispettati, e questo non è accettabile. Questo è il punto: dotare i comuni di strumenti migliori per fronteggiare queste emergenze. Nel mentre in cui li aspettiamo, noi sì, senza dubbio. Sì, però non si possono porre limitazioni alla libertà, alla libera proprietà, assolutamente. Secondo me, cioè questo è un discorso, no, perché andare a ghettizzare le città, tu sì e tu no, alla fine i proprietari, se non possono ritrovare reddito, io lo vedo come succede, è come il caso delle case di riposo. Chi ha il genitore in una casa di riposo fino a un certo punto può mantenerlo o si mantiene, poi deve vendere la proprietà, sì, e la proprietà viene acquistata magari da quei famosi fondi, infatti abbiamo tantissime case, che poi fa monopolio, fissa, gli dà in affitto, il sistema può sistemarlo perché i fondi hanno soldi, li sistemano, li danno in affitto, locazione breve o locazione lunga con dei prezzi altissimi, come succede in certe realtà, ma l'originario proprietario non avrebbe voluto farlo, avrebbe voluto tenerselo e darlo in affitto normale, ma non può farlo perché il sistema non consente questo, cioè ti costringe o a vendere se non hai soldi da mettere a posto la casa, a vendere a chi? A chi può acquistarlo. Per cui secondo me bisogna tutelare ambo le parti, sì, cioè ma non porre dei vincoli, dei paletti in modo ghettizzare le città. Cominciamo a mettere le cose in chiaro e avere un quadro, come si chiama, organico. Okay. C'è un diritto costituzionale che è la libertà alla proprietà, certo. Però c'è un'aggiunta, dice la Costituzione, che deve essere comunque assolvere una funzione sociale. Cioè ci deve essere un equilibrio. La libertà della proprietà non è, tu sei proprietario di una casa, ok? Hai costruito una casa, ma c'è stato, come si chiama, chi ti ha dato la concessione, chi ha detto che quel terreno diventava edificabile, vabbè, che è un fatto pubblico, no? Noi dobbiamo distinguere, lei diceva, moltissimi non fittano perché c'è un problema di morosità. Caspita. Ok? Bene. Lo sapete qual è stata la misura per contrastare questo che ha adottato il governo? Togliere quello che era sostegno al fitto, una voce di bilancio, che era sostegno al fitto e sostegno alla morosità, che garantiva in qualche misura i proprietari. Seconda questione, noi stiamo ponendo con forza il problema: è possibile costruire un fondo partecipato anche dal pubblico che faccia da garanzia, da garante al pubblico, al privato, in maniera tale che possa determinare la messa sul mercato della propria abitazione? Seconda questione, noi oggi abbiamo una situazione che è di questo genere: cedolare secca
sugli immobili 22%, ok? Sul mercato libero. Sul mercato concordato il 10%. È troppo poco secondo noi. Noi dovremmo togliere la cedolare, perché se tu guadagni, va bene, anche per gli alloggi brevi, questo riguarda, perché pagano la cedolare su quella cosa lì, poi tra l'altro le grandi piattaforme stanno facendo affari su le grandi queste piattaforme, cose, okay? Più che i piccoli proprietari. Noi infatti. pensiamo sempre che c'è il piccolo proprietario. E invece no, infatti è quello il proprio discorso. quelli che fanno i grandi affari. Noi dobbiamo trovare un sistema incentivante. Infatti, Va bene? E non è vero che non è possibile fare nulla. Va bene. Certo, ci sarebbe bisogno di una legislazione che dia più autonomia ai comuni, alle regioni su questa cosa qui. Però comunque, perché esatto. io trovo folle che si è fatta una politica sull'autonomia differenziata, l'unica cosa, va bene, che non sarebbe a disposizione della regione e dei comuni è la politica dei territori e dell'abitazione. Certo. Poi bisogna fare due altre cose. No, dopo gli do la parola perché sono interessanti quello che dice, ma c'è la pubblicità che sta incombendo. Vabbè, se non ve la pubblicità, cioè, siamo schiavi tutti. No, ma voglio che perché l'approfondisca, quindi si tenga a mente e che i nostri telespettatori così ci seguono, perché sono due cose molto importanti. Pochi secondi e torniamo insieme.